Buonasera signore e signori. Ma quanto è bella Milano questa sera! È veramente eccezionale. Benvenuti, mi fa un enorme piacere vedervi così numerosi, perché quella di questa sera è una serata speciale, più unica che rara, perché il 4 agosto 2021 rimarrà nella storia di Milano, ma rimarrà nella storia del ciclismo italiano e di tutta l'Italia. Il 4 agosto 2021 rimarrà davvero impresso nella memoria di tutti coloro che amano il mondo delle due ruote e in generale lo sport. Grazie per essere con noi, sono tantissime le autorità presenti, le saluteremo una ad una, tantissimi gli interventi, ma soprattutto siamo qua per una persona. Dicevo, è cambiata la storia del ciclismo il 4 agosto 2021, ma direi che prima di tutto è cambiata la vita di una persona, di un ragazzo eccezionale che abbiamo imparato a conoscere fin da bambino, che l'abbiamo visto crescere soprattutto con una maglia bianco-nera, che questa sera ha realizzato tutto questo. E quindi, dato che tra l'altro ci è appena raggiunto, io vorrei che per il nostro Beniamino facessimo sentire il primo applauso forte di Milano, dai! Ah, ma è già qua? Così a sorpresa? No, fermo, torna giù signore, torna giù. No ragazzi, non era mica in scaletta questa cosa, eh? Non era mica in scaletta. No, dobbiamo presentarlo come si deve, eh? Quindi, cosa facciamo? Lo rifacciamo tornare lì? Vai pure. Perfetto, riposo lì. Perfetto. Ritorna al suo posto riservato. 4 agosto, allora, finale dell'inseguimento a squadre. Italia-Danimarca, un tempo record del mondo che era già stato raggiunto dagli azzurri, ma che è stato riconfermato, è stato ribattuto. 3:42.032, 4 ragazzi eccezionali: Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e soprattutto un ragazzo che, ripeto, abbiamo imparato a conoscere con la maglia bianco-nera dell'UC Milano. Lo ha vestita praticamente dalla categoria G1 dei giovanissimi sino alla categoria allievi. È nato il 5 febbraio 94. Io urlo il suo nome, vorrei che tutti voi insieme Milano urlaste il suo cognome, il campione olimpico di Milano, Francesco! Campione, buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a scusarmi per il ritardo, ma sono bloccato in autostrada a Padova. Guarda, usa il mio. Sì, dicevo per un incidente, quindi appena possibile sono arrivato, ecco, quindi ringrazio veramente tutti a uno per essere qui, perché mi fa davvero molto piacere, ecco. Francesco, non ti vogliamo tenere qua troppo, nel senso che poi tornerai, ci sarà il tuo momento, ci sarà anche un'intervista speciale, tra l'altro, anche se non sale fisicamente sul palco, però io stasera sono onorato di poter condurre con uno che ha vinto l'Olimpiade su pista, con uno che ha vinto 5 mondiali su pista. Lo salutiamo subito, Silvio Martinello. Grazie Silvio. Allora Francesco, io ti ringrazio, ti faccio accomodare e passiamo ai saluti delle tante autorità presenti con noi stasera. Chiederei anche a Silvio se è possibile usare magari il suo microfono per le autorità, dato che l'altro creava qualche problemino. Risolveremo tutto sicuramente. Tra l'altro voglio ricordare che siamo in diretta sia su Radio Company che su Radio Wow, quindi ci possono seguire e sentire ovunque. Perfetto. Manca il valletto che è sparito, ma sono sicuro che arriverà tra un attimo. Il tempo di anticipare e di invitare su questo palco la padrona di casa, il sindaco di Milano Maria Rosa Pavanello. Sindaco, sei emozionata?
Molto, molto, buonasera a tutti e a tutte. Davvero è una serata speciale, veramente speciale che come dire, inaspettata ma davvero tanto, tanto voluta, tanto cercata e come dicevo anche i colleghi e le tante istituzioni, sono davvero emozionata, quindi mi scuso in anticipo se combinerò qualche gaffa. Le facciamo un applauso al sindaco, dai! Allora, appunto per cercare di fare così meno gaffe possibili, allora saluto un po' tutti allora. Quindi buonasera a tutte e a tutti, è davvero un piacere avervi qui riuniti per festeggiare il nostro Francesco. Un benvenuto all'assessore regionale Francesco Calzavara e grazie al presidente Zaia, che impossibilitato per via di concomitanti impegni ha comunque voluto essere presente attraverso una sentita lettera, che poi sentiremo. Grazie al delegato della città metropolitana, l'avvocato Massimo Calzavara, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, ai rappresentanti delle federazioni, delle società sportive milanesi e non solo, ai sindaci, ai colleghi sindaci che saluto e ringrazio, che è un grande piacere che siano qui con la fascia a omaggiare a un campione del nostro territorio e del veneziano. Un caro saluto ai grandi campioni del passato e agli atleti e anche ai molti giovanissimi che sono presenti questa sera. E soprattutto grazie in generale a quanti hanno reso possibile questo evento, a cui teniamo davvero molto, e a tutti quelli che questa sera hanno voluto essere qui presenti, manifestando gratitudine ed affetto per Francesco e i suoi compagni per quello che hanno saputo fare a Tokyo. Già, appunto, Tokyo, che poi vedremo, la finale, l'oro, il record, è stata un'emozione unica, a cui Francesco e compagni ci hanno accompagnato per gradi, se così si può dire, svelando a suon di vittorie e record mondiali, un giorno dopo l'altro, l'Expo, quello che stavano preparando per tutti noi per il 4 agosto, e mano a mano hanno fatto crescere la nostra ammirazione, la nostra trepidazione e la gioia, e l'affetto per quel quartetto, e soprattutto, ovviamente, per Francesco. Fino alla vittoria, appunto, quella bellissima vittoria, quando Milano è diventata completamente pazza, pazza di te Francesco. Grazie, grazie di cuore. Ma l'affetto che la città e le istituzioni e i cittadini milanesi nutrono per Francesco partono da lontano. Ricordo quando nel 2016, non all'inizio della sua carriera, ma della sua carriera, come dire, da adulto, lo accogliemmo in municipio per celebrare i primi successi che stava collezionando e lo premiammo, abbiamo avuto l'onore e il piacere di premiarlo come eccellenza milanese. Lo conobbi meglio in quell'occasione. Nonostante la sua giovane età si intuivano già una grande maturità e soprattutto una profonda determinazione, quella che l'ha portato all'oro. L'unico oro che la nostra città ha avuto modo di conoscere nella sua storia, davvero un grandissimo onore. Con questa ulteriore medaglia, ma importantissima, Francesco ci ha dimostrato il valore dell'impegno, della volontà, dell'allenamento, della passione, che sono tutti elementi vitali dello sport, e in particolare del ciclismo, che è sport di fatica per eccellenza. Ed è molto bello sapere che i primi insegnamenti su questa disciplina e la sua prima squadra, la squadra che l'ha cresciuto, li ha proprio ricevuti a Milano e da una società sportiva milanese, l'Unione Ciclistica Milano, che tanto si è spesa per questa serata, che ringrazio sentitamente e ringrazio davvero di cuore il presidente, il dirigente, davvero grazie, perché questa serata l'abbiamo pensata da subito e poi tanti ci hanno lavorato, però ci abbiamo pensato da subito, abbiamo trovato il modo di farlo. Allora, grazie ancora una volta a Francesco per quanto ha donato a Milano e ai milanesi, a tutto il veneziano e al Veneto, ma direi all'Italia intera. Ora lascio appunto la parola ai tanti ospiti davvero graditi che stasera hanno deciso e davvero ci hanno onorato, ci stanno onorando della loro disponibilità, ci fa davvero piacere. Soprattutto la sua storia
sarà in grado di farci capire la portata dell'impresa compiuta. Un oro olimpico in questa disciplina dopo oltre 60 anni e appunto, ripeto nuovamente con orgoglio, la prima medaglia olimpica di un milanese. Buona serata a tutti e a tutti. Grazie Maria Rosa, grazie di cuore. Dovrebbe esserci il Paolo. Grazie mille. Ed ora sale sul palco in rappresentanza del sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, l'avvocato Massimo Calzavara. Buonasera a tutti. Beh, il campione, il mio saluto, ma soprattutto il saluto del sindaco della città metropolitana, Luigi Brugnaro, che non ha potuto essere qui presente. È con grande orgoglio che però porto il mio saluto e soprattutto il ringraziamento della città metropolitana. L'impresa che abbiamo sentito, che è stata elogiata da Maria Rosa, è un'impresa che è vanto per la nostra comunità, per tutti i 44 comuni della città metropolitana, ma soprattutto, caro campione, sei diventato un esempio soprattutto per i giovanissimi, perché nello sport occorre certamente il talento, ma tu hai dimostrato e ci hai insegnato che il talento va sempre accompagnato a una tanta e buona dose di buona volontà e soprattutto di fatica e di sudore. Hai entusiasmato tutti noi in un anno tra l'altro straordinario, ma soprattutto anche in un periodo in cui tutti quanti noi avevamo bisogno di queste vittorie, avevamo bisogno della tua vittoria. E quindi è per questo che a nome del sindaco della città metropolitana, ma soprattutto quindi della città metropolitana e dei 44 comuni, non posso che dirti grazie e sono orgoglioso di essere qui presente a portarti il tributo di tutti e i miei più cari complimenti. Grazie ancora. Grazie Massimo Calzavara, grazie di cuore per la sua presenza. Ed ora in rappresentanza della Regione Veneto è con noi l'assessore agli enti locali Francesco Calzavara. Buonasera assessore. Buonasera. Concentrazione di Calzavara, mi pare di capire. Due Calzavara e un corpo solo. Grazie, buonasera a tutti. Ho il piacere di portare il saluto della Regione del Veneto e del Presidente Zaia che mi ha delegato a venire qui questa sera a rappresentarlo. Come diceva bene il sindaco Pavanello, ha una concomitanza e mi ha delegato a leggervi un saluto che sentirete molto partecipato. Gentile sindaco Pavanello, nel ringraziarla per il gentile invito sono davvero dispiaciuto di comunicarle che non mi sarà possibile partecipare all'evento Una piazza d'oro per Francesco Lamon a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto a queste righe il mio cordiale saluto al nostro campione e ai presenti, fra cui Franco Testa, altro grande campione oro olimpico nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Roma 1960. Complimenti. Francesco ha davvero fatto un'impresa assieme ai suoi compagni di squadra, Simone Consoli, Jonathan Milan e Filippo Ganna. Sono stati un treno di potenza, di tecnica, di coordinazione, da cui si è potuto evincere di che pasta è fatta questa straordinaria Freccia Azzurra, che ci ha regalato una medaglia d'oro bellissima e un nuovo record mondiale in questa disciplina. Sono state emozioni forti per i veneti che hanno seguito questa gara, come lo sono state quelle per le altre competizioni di cui i nostri campioni e le nostre campionesse hanno eccesso, facendoci raggiungere le vette dell'Olimpo. Che dire, se non un grande grazie a tutti loro e a Francesco, che oggi riceve un meritato riconoscimento dalla sua città e dai suoi concittadini. Un atleta, un ciclista che ha raggiunto l'apice di una progressione di risultati incredibili, entrando nella storia del ciclismo della regione più ciclistica d'Italia. Il Veneto è per l'appunto la culla delle due ruote, terra di campioni e bravi artigiani che della bicicletta hanno creato un distretto industriale conosciuto in tutto il mondo per la sua eccellenza. Nel rinnovare il mio saluto a tutti, auguro a questo campione di raggiungere ogni altro obiettivo che si prefiggerà nel prossimo futuro. Cordialmente firmato Luca Zaglia. Grazie. Grazie assessore, grazie di cuore.
Sono tantissime le autorità, intendo sindaci, assessori dei comuni limitrofi presenti questa sera, quindi voglio davvero salutarli uno per uno. Ci tiene molto l'amministrazione comunale di Mirano. Naturalmente è salita sul palco il sindaco, ma voglio salutare subito l'assessore allo sport Cristian Zara. Buonasera, lo ritroveremo poi più tardi per tutte le premiazioni che seguiranno. E con noi lo salutiamo il sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni. Grazie davvero. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, e anche l'assessore allo sport. Grazie. E con noi il sindaco di Spinea, Martina Vesnaver. Grazie davvero. E ancora il sindaco di Salzano, Luciano Betteto. Grazie davvero. Saluto anche il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Per il comune di Noale c'è l'assessore Francesco De Marchi. Per il comune di Scorzè c'è il vice sindaco Michelan. Per il comune di Dolo c'è il vice sindaco Gianluigi Naletto. E per il comune di Venezia c'è il vice sindaco Andrea Tomaello e la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Grazie davvero a tutti. Non sono sindaci, non sono assessori, ma voglio salutarli. Uno so che è presente, uno no. Il parroco del paese da cui arriva Francesco, Don Ruggero. Grazie davvero. Voglio salutare anche Don Artemio, il parroco di Milano, che purtroppo non è presente stasera, ma noi lo salutiamo. Ci manda ovviamente il suo grande saluto. E rimanendo invece agli interventi ufficiali della nostra serata, saluto e invito su questo palco il presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, Sandro Checchin. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. C'è un po' di emozione, direi un po' tanta stasera. Beh, emozione sicuramente, ma soprattutto un piacere rivedere Francesco di ritorno vincitore da Tokyo. Beh, è una platea, insomma, la piazza di Milano ha il suo perché, quindi l'emozione c'è, ma insomma è dedicata a Francesco di sicuro. Beh, comitato regionale che lo ha visto ovviamente crescere sin dalla categoria G1, è uno dei ragazzini che praticamente ha fatto tutte le annate, sin da quando ci si può tesserare ufficialmente per la federazione. Allora, gli sportivi che hanno visto in TV hanno colto naturalmente una prestazione atletica straordinaria, quella della finale del quartetto. A me piace però pensare a Francesco Lamon quando era ragazzino e soprattutto le società che l'hanno educato, l'hanno messo in bicicletta, l'hanno fatto crescere come atleta, ma soprattutto come uomo. Quindi a me piace pensare al lavoro che c'è dietro un atleta di vertice. Ci sono decine e decine di persone che dedicano il loro tempo, la loro passione, anche il loro sostegno economico, e quindi questo è l'aspetto più bello del nostro movimento. Come avete sentito dire dal Presidente Luca Zaia, siamo la regione trainante in Italia dal punto di vista ciclistico, ma perché c'è un tessuto, delle fondamenta solide di volontariato, di gente appassionata che dedica il loro tempo, le loro energie per far crescere ragazzi come Lamon. E visto che ci sono, oggi stiamo festeggiando in questi minuti un altro titolo mondiale nella categoria juniores nell'inseguimento individuale su pista, quindi Samuele Bonetto ha vinto il mondiale circa mezz'ora fa, quindi ancora più felice per me questa serata. Presidente, grazie. Allora, serata di più festeggiamenti, Quando vince lo sport e vince il ciclismo noi siamo sempre contenti. Anche noi. Buona serata a tutti, complimenti Francesco di nuovo. Grazie Sandro Checchin.
Beh, ci sono molte altre autorità della Federazione Ciclistica Italiana che hanno fatto la storia della Federazione Ciclistica Italiana. L'organizzazione di questa meravigliosa serata ci tiene molto a salutarli e a ringraziarli per la presenza. Tra gli altri saluto e ringrazio una persona che ha nel suo trascorso ben 71 anni di tesseramento con la Federazione Ciclistica Italiana, ha ricoperto tutti i ruoli di presidente anche della struttura tecnica nazionale, stella argento e stella oro del CONI. Sto parlando del cavaliere Raffaele Carlesso. Grazie davvero per essere con noi questa sera. Voglio salutare poi un'altra persona che è stato presidente del comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Bruno Coccato. Grazie davvero. E dovrebbe esserci anche colui che ha ricoperto fino a poco tempo fa il ruolo di presidente del comitato regionale Veneto, è stato anche consigliere nazionale, Gino Micheletto. Non lo vedo qui, ma comunque lo salutiamo, era tra gli invitati di questa serata. Voglio salutare e ringraziare per la presenza anche il segretario regionale della FIDAL, Ivano Sacchetto. Grazie di cuore. Lo hanno detto in tanti, l'ho detto io nel preambolo d'apertura, c'è una maglia bianco-nera che ha vestito questo straordinario ragazzo dalla categoria G1 alla categoria allievi. La storia di questo sodalizio è lunghissima, pensate che questa maglia è nata ufficialmente il 28 ottobre del 1968, l'hanno indossata centinaia e centinaia di atleti. Una storia costellata, fatta di 45 titoli italiani e oltre 1500 vittorie del settore strada. Raggiungimi sul palco, presidente dell'Unione Ciclistica Milano, Paolo Bustreo. Presidente, è la serata di Francesco, ma è anche la vostra serata, quindi so che ci tieni molto. Voglio citare tutti coloro che hanno ricoperto la tua carica in questi tanti anni di storia dell'Unione Ciclistica Milano. Ottavio Bressan, Federico Minto, Angelo Favaretto, Gianni Bertoldo e Lucio Bustreo. Li ringraziamo, li salutiamo. Sono persone che hanno fatto la storia dell'Unione Ciclistica Milano, ma visto il vostro palmarès, la storia del ciclismo giovanile in generale. Qual è la tua emozione, Presidente, stasera? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. È una serata di grande emozione effettivamente. Allora, cosa posso dire? Sono veramente onorato e privilegiato di rappresentare in qualità di presidente l'Unione Ciclistica Milano per questa straordinaria serata. Come dicevi, l'UCI Milano ha una lunghissima storia di oltre 50 anni dove abbiamo condiviso successi, emozioni, posso anche dire qualche delusione, effettivamente, ma che abbiamo sempre saputo superare. Però io non voglio soltanto ricordare le vittorie, come dicevi te, perché ritengo che lo sport abbia il dovere di ricordare il passato, abbia il dovere di ricordare da dove siamo partiti, perché se no qualcuno non partiva, oggi non saremmo qui. Allora, cosa voglio dire? Io personalmente colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che durante questi anni hanno lavorato per l'UCI Milano e quindi i presidenti che mi hanno preceduto, i dirigenti, tutti anche gli sportivi, gli appassionati e soprattutto gli atleti che hanno indossato questa meravigliosa maglia. Adesso, che dire, voglio ringraziare anche il gruppo di cicloturisti che io ritengo siano il nostro angelo custode, che sono sempre vicini ai nostri ragazzi. E ora voglio rivolgermi un attimo a Francesco. Ricordo che quando sei venuto per la prima volta con papà, eravamo io e mio fratello Lucio, che era copresidente, e avevi chiesto di correre quel Milano. Abbiamo accettato ed è stata la nostra fortuna, chiaramente. Da quel giorno hai indossato la maglia e poi l'ha portata per moltissimi anni. Hai da subito dimostrato le caratteristiche, le tue bravissime caratteristiche di atleta, e posso dirti che le hai confermate alla grande in questo preciso momento. Però io voglio ricordarti, per quel ragazzo che sei, un ragazzo semplice,
un ragazzo che è sempre disponibile, educato, e questa è la tua grande virtù, che ti ha fatto però lavorare nel mondo del ciclismo con serietà, con caparbietà e con la decisione che ti ha portato a questi risultati. Voglio ricordare uno su tutti di chi è passato sull'UCI Mirano, un nome, Attilio Benfatto. Attilio Benfatto, che è stato un grande campione, è stato un uomo di sport, per me un grande fraterno amico, però posso dirti, se ricordi, che è stato colui che ti ha avviato a questa attività facendoti fare i primi passi sulla pista, e quindi avrei avuto piacere che fosse qui con noi, però sicuramente ci starà vedendo. Ultima cosa che volevo dire è ringraziare anche l'amministrazione comunale che si sta prodigando per darci la possibilità di avere un ciclodromo di Scaltenigo, e questo dà la possibilità ai nostri ragazzi più giovani di poter correre con sicurezza. E la sicurezza è importante, perché molte volte, proprio per questo motivo, qualche ragazzino si allontana dal nostro sport, dal sport del ciclismo. Però visto che ho l'occasione di avere tanti politici, di avere tante persone dello sport, del CONI, vorrei che tutta questa serata non fosse soltanto una meteora che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, ma sia un punto di partenza per capire che lo sport è importante, capire che le associazioni vivono soltanto sulla passione e sul volontariato, ma tutto ciò non basta. Noi abbiamo bisogno di sentire continuamente il vostro aiuto e soprattutto la vostra vicinanza. Questi sono i requisiti che dovremmo avere da tutti qui, da tutte le persone che qui sono questa sera a festeggiare. Detto questo, Mirano è sulla bocca del mondo, ma perché? Perché c'è stato un avvenimento sportivo eccezionale, e quindi badate che lo sport è importantissimo, anche perché dà dei valori e aiuta a crescere i nostri ragazzi. Adesso mi taccio, vi saluto tutti, per me è stato un momento di grande emozione, e Francesco, ci hai reso orgogliosi non solo noi come Ciclismo Mirano, ma come Paese, e penso sia l'orgoglio anche di tutti i cittadini di Mirano. Grazie ancora e buona serata. Presidente, voglio dirti una cosa. Ho il piacere di conoscerti da tanti anni, ma è la prima volta in vita mia che ti vedo con gli occhi lucidi e anche con la voce un po' roca. È la prima volta. E che sono riuscito anche a controllarmi, perché effettivamente per me lo sport è un qualcosa che ho nel cuore, e ho anche la lacrima facile per questo. Grazie Paolo Mustreo, presidente dell'Unione Ciclistica Mirano. Sono tante le società milanesi che sono presenti questa sera, e quindi noi ci teniamo molto a salutarle e a ringraziarle di cuore tutte per la loro presenza. Grazie a Dance Studio di Germana, l'Officina della Scherma, Mirano Nuoto, l'Unione Ciclistica Zianigo, la Pallacanestro Mirano, Miranese Volley, GSS Pattinaggio Scaltenigo, Arcadia e naturalmente l'Unione Ciclistica Mirano, ovviamente siamo a casa loro. Direi che ci stiamo avvicinando al cuore pulsante di questa serata, perché siamo qua per una persona, siamo qua per un ragazzo, e come detto io non sono da solo questa sera a condurre questa meravigliosa serata che credo rimarrà davvero per sempre impressa nella storia della città di Milano. Dicevo, c'è un 5 volte campione olimpico, 2 volte ha vinto l'americana, 2 volte ha vinto la corsa a punti, una volta nell'inseguimento a squadre, ma soprattutto ad Atlanta 1996 ha vinto l'Olimpiade, ha provato cosa significa conquistare quella medaglia d'oro, lo ha fatto nella corsa a punti. Silvio Martinello. Benvenuto Silvio. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Sei stato in tabella, perché controllavo. Sì, sei stato in tabella perché controllavo le tempistiche, e devo dire
devo dire che nonostante abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, però abbiamo recuperato terreno. Perfetto. Beh, siamo veramente in bolla, come si dice, anche perché abbiamo degli obblighi temporali, anche perché gli amici di Radio Company e di Radio Wow alle 22 hanno una diretta tassabile, quindi per le 22 dobbiamo spegnere le luci e lasciare il palco. Possiamo iniziare? Sì, ma anche Lo qualcuno. chiami direi. tu? Lo chiami No, tu? Direi di chiamarlo assieme. Lo chiamiamo assieme. Direi Allora, di chiamarlo anche con tutto il pubblico. Sei sì, d'accordo? allora noi facciamo il nome, il pubblico fa il cognome e questa volta Francesco devi salire. Uno. Francesco! Vai Francesco! Direi il tuo microfono. Assolutamente. Allora con Francesco noi ci accomodiamo perché sperando che tutti ci possiate vedere. Francesco, accomodati qua. Sì, facciamo un'intervista come fanno quelli seri, capito? Si mettono comodi, un po' di cose. Prego Martino e Michele di iniziare a far scorrere delle fotografie. Bene, fermiamoci subito. Allora Francesco, noi abbiamo preparato, ci dobbiamo girare anche noi per vederle, però poi chiaramente parliamo di fronte al pubblico. Allora noi abbiamo preparato una serie di, con l'aiuto dell'Unione Ciclistica Milano, di Paolo Bustreo e dei suoi collaboratori, praticamente per fare una cronistoria della tua carriera che ora ha raggiunto attualmente l'apice. Chiaramente davanti a te hai tantissimi altri successi perché di tempo ce n'è tantissimo. Allora, qui sei nel momento in cui a volte si fanno le battute, quando chi cade spesso, insomma, spesso per terra, gli mettiamo le ruotine. Le ruotine, le vedi che questo triciclo con le ruotine, sei alle prime pedalate praticamente, no? Prego Martino di andare avanti, poi che ci sono alcune immagini appunto che ti ritraggono già con la casacca dell'Unione Ciclistica Milano, sempre questa, Presidente, sempre questa. Cioè, anche quando ero ragazzino io, i ragazzi di UCI Milano sempre con questa maglia bianconera. 10 stagioni nell'Unione Ciclistica Milano, Francesco. Ora stanno scorrendo delle immagini appunto dei tuoi inizi. Allora, 6 stagioni nella categoria giovanissimi, 2 stagioni nella categoria esordienti, le ultime 2 stagioni nella categoria allievi. Ci racconti i tuoi primi anni, ciò che ti ricordi? Immagino che tu ti ricordi tante cose. Ma assolutamente, innanzitutto la prima foto è la mia primissima bici, infatti si poteva vedere benissimo dalla foto. Poi, come hai detto te, ho iniziato all'UCI Milano perché avevo chiesto a mio papà la bici da strada, cioè la bici da ciclismo, e lui giustamente mi ha detto che non me l'avrebbe comprata così senza nessun motivo, e quindi siamo andati il giorno dopo appunto qui a parlare con i presidenti dell'UCI Milano se fosse possibile una bicicletta per me. Loro mi hanno tesserato e da lì è iniziato questo percorso che è durato molti anni e mi ha fatto crescere veramente, veramente tanto, quindi l'occasione per sentirli e per ringraziarli non manca mai. E sì, come dicevo, ho iniziato molto molto presto. Prima facevo nuoto, sempre qui col Milano Nuoto, però sentivo che comunque il mio cuore mi portava da un'altra parte, perché sono sempre andato in ogni caso a vedere le corse dilettantistiche della zona e anche fuori, perché appunto diciamo che è un amore di famiglia. Io è una passione che porto sempre dentro, che la sto coltivando, è diventata il mio lavoro, quindi dicono che quando riesci a fare di una passione il tuo lavoro si riesca a fare nel migliore dei modi, e per me sta succedendo questo, ecco. Confermo, quello che hai appena detto è assolutamente chiarissimo. Senti, ma io parlando con chi ti conosce bene, quindi i tuoi familiari, avevi un riferimento quando hai iniziato a correre? Ti dice nulla il nome di Marco Righetto? Sì, assolutamente, perché ero un grosso fan della Trevigiani di allora, perché è amico diciamo quasi di famiglia. Certo. E non mancava occasione di seguirlo tutte le domeniche. Marco Righetto, per chi non lo conoscesse, è un ragazzo che ha fatto 2 stagioni, mi pare, sì, da professionista alla Liquigas di Campo San Piero, quindi provincia di Padova, cioè nativo di Campo San Piero. Esatto, quindi seguivo un po' le sue orme, lo vedevo come un idolo, quindi quando lui vinceva mi ricordo che con mio papà e con mio nonno, che andavamo a vedere la domenica, tornavamo con l'entusiasmo alle stelle.
e so che comunque no, ci siamo sentiti per i complimenti della maglia, quindi mi hanno fatto estremamente piacere, quindi diciamo che seguivo prettamente le sue orme. Poi c'è stato anche qualche, tra virgolette ovviamente, disguido, perché essendo appassionato della Trevigiani mi è stato regalato per la comunione la maglia della Zalf, quindi Mamma mia, estremi rivali. mamma mia. E mi ricordo che avevo E tu l'hai accettata, l'ho questo accettata, regalo l'hai però accettato. avevo sempre qualche imbarazzo a indossarla. Senti, i primi risultati invece, le prime soddisfazioni dal punto, perché ti dico brevemente, no, si parla di te, la mia esperienza, quando io iniziai nella categoria esordienti, io praticamente non vedevo mai l'arrivo. La categoria esordienti, il gruppo mi andava in fuga e avevo mio padre, che insomma i genitori, poi tra l'altro avremo ospiti anche i genitori, anche la sorella, la fidanzata di Francesco qui sul palco, fanno grossi sacrifici all'inizio insieme alle società di appartenenza, e era mio padre che mi accompagnava, e mio padre, seppur felice di vedere il proprio figlio fare un'attività sportiva, mi diceva: ma invece di perdere tempo le domeniche, cioè puoi andare in bicicletta lo stesso, magari la domenica andiamo al mare, andiamo da qualche... Io invece volevo insistere, ma i risultati erano veramente scarsissimi. Iniziai a vedere l'arrivo, lo striscione d'arrivo insieme agli altri, e quindi non solo staccatissimo, dalla categoria allievi. Nel tuo caso, quando sono iniziate le soddisfazioni invece? Ma sono iniziate fortunatamente fin da subito, perché dopo già un paio di gare della categoria appunto in cui ho iniziato, e sono riuscito a cogliere la prima vittoria, neanche farla apposta, qui a Milano. Organizzavano la corsa nelle zone degli impianti sportivi, quindi è stata una soddisfazione doppia. E poi da lì ho avuto fortunatamente fino alla categoria allieva delle annate con molte vittorie, ovviamente che mi sento di dire non hanno influito nella mia carriera, perché comunque sono categorie nella quale non smetto mai di ripetere che è prettamente un divertimento, deve essere prettamente un divertimento. Bravissimo. Fino alla categoria allievi, e seguire quello che, cioè il proprio istinto, non quello che ti viene imposto dai vari direttori sportivi, dai vari genitori, ecco. Quindi se un ragazzo, un bambino di 8-9 anni si sente anche la domenica, e così di non prenderla prettamente sullo sportivo, ma più come un gioco. Come un insegnamento, come una scuola di vita, così deve essere lo sport. Bravo, questa sottolineatura è importantissima. UCI Milano, abbiamo sentito il presidente Paolo Bustreo particolarmente emozionato, lo conosco anch'io da diverso tempo, devo dire che non l'avevo mai visto emozionato come prima. Tu capisci, vero, che hai regalato una soddisfazione non solo a tutto il nostro paese, ma ai tuoi concittadini, a chi ti ha visto crescere, veramente enorme, e che darà sicuramente un maggiore impulso ancora ad una società storica, tradizionale come appunto l'Unione Ciclistica Milano, ma tutte le società del territorio, per continuare a fare sacrifici, ad insistere, ad investire sui giovani, nonostante il nostro movimento abbia attraversi mille difficoltà, soprattutto lo ha citato Paolo prima, il problema della sicurezza, no? Quindi la necessità di avere la possibilità da parte degli amministratori locali degli spazi dove far fare attività in sicurezza. Ecco, il tuo percorso, ora che sei diventato ciò che sei diventato, quindi con la medaglia d'oro olimpica al collo, può essere importante anche per stimolare questi progetti che sono più che mai fondamentali per continuare a far crescere il nostro movimento. Ma io me lo auguro, perché comunque come è stata per me, vedendo riferimenti medici di allora, io mi sono basato molto sulla convivenza, diciamo, con Elia Viviani, quindi a sua volta diciamo che il suo oro di 4 anni fa ha scatenato qualcosa dentro di noi, del tutto movimento pista, molto importante. Quindi sono contento di aver sentito la notizia fresca di oggi del campionato del mondo vinto dal ragazzo juniores, quindi vuol dire che c'è un grosso bacino di atleti che, oltre appartenenti alla nazionale, appartengono anche al territorio. Io mi ricordo che pochi anni dopo appunto il mio, tra virgolette ovviamente, addio all'UCI Milano,
e vedevo man mano il gruppo dei ragazzini crescere. Siamo partiti che eravamo, infatti non so se ti ricordi Paolo, in 2, 4, poi siamo arrivati in 8, l'anno dopo 16, e adesso vedo che comunque sono un bel numero e riescono a ricavarsi anche loro i loro risultati, come a mia volta sono riuscito a fare io. Quindi vuol dire che siamo riusciti a far partire qualcosa di buono, qualcosa di grande, di numeroso, perché effettivamente il numero conta più di ogni altra cosa. Quindi per me è un motivo di orgoglio vedere comunque molti ragazzini che al di là della classica foto che ti possono chiedere sono appassionati, e vedo veramente molta passione nei loro occhi nel fare quello che faccio anch'io. Quindi è una cosa che mi dà molta gioia e che auguro di continuare. Sai che hai delle responsabilità ora in questo ruolo di campione olimpico. Facciamo un applauso, perché quello che ci sta dicendo è veramente di esempio per i dirigenti e per gli appassionati, i giovani appassionati che sono presenti questa sera. Allora, noi stiamo parlando, nel frattempo stanno scorrendo immagini con i titoli di campione provinciale, campione regionale, campione nazionale su pista che hai conquistato nella tua carriera, quindi andiamo un po' più velocemente per arrivare più vicini all'oggi, cioè quando tu passi dalla categoria allievi, quindi termini il tuo percorso di crescita all'Unione Ciclistica Milano e arrivi nella categoria juniores. Nella categoria juniores dove le cose, Francesco, si cominciano a fare in modo decisamente più impegnativo, dove il solo talento non basta più, ci vuole anche quell'impegno, quel sacrificio, quella costanza quotidiana nell'allenarsi, nel prepararsi, nel mantenere comunque un regime di vita salutare, insomma tutte quelle situazioni di cui ormai credo tu abbia piena la testa, perché so che Marco Villa, il commissario tecnico che vi ha guidato e che da anni vi sta guidando anche a conquistare questo importante risultato che avete conquistato a Tokyo, è particolarmente con te, diciamo, ti sta addosso, perché sì, ti mette pressione, perché non vuole mai che tu salga troppo di peso, perché tu vada ad allenarti, sei un po' vagabondo da questo punto di vista, non lo so, come mai è così pressante? Diciamo che allora lui lo è abbastanza con tutti noi del gruppo, sì, perché ci vede come suoi figli, certo. Quindi a sua volta i figli vanno sgridati quando sgarano, quando è giusto così. E, no, sì, abbiamo un ottimo rapporto, perché lui mi tiene in riga anche quando non serve, perché effettivamente è così, però ci sta. O ti scoccia un po', no, anche quando non serve? No, assolutamente, ormai ci ho fatto quasi la quindi lo lasci parlare, insomma, come si fa con... No, a parte gli scherzi, comunque lui è sempre molto presente, quindi come ho detto prima è un padre per noi, come ho sempre detto, perché è veramente un legame quasi paterno che ha nei nostri confronti, e penso che sia questa la nostra forza. Sì, la si è notata. Ci parli del clima che si è instaurato in questa nazionale? Nel vostro gruppo, chiaramente. Sì. Posso fare un excursus? Sì. 2016, parte, è quella un po' un momento di svolta, Giochi Olimpici di Rio, dove eravate tutti, chi in vacanza, chi con le fidanzate, all'ultimo momento venite chiamati, perché la formazione russa è stata esclusa dalla parte, voi eravate i primi dei non qualificati, venite chiamati e nonostante non ci fosse stato un percorso di avvicinamento e di allenamento ideale, chiaramente, avete fatto un'ottima figura. Da lì è stato un momento di svolta, avete capito in quell'esatto momento, cioè in quell'evento importantissimo, che potevate, insistendo, fare delle cose importanti? Sì, assolutamente, anche perché da lì a 4-5 mesi prima c'è stato il campionato del mondo di Londra, mi ricordo, ed è stata un po' la svolta per noi, quindi direi che il tutto è partito da quel campionato del mondo, perché siamo riusciti a scendere sotto i 4 minuti nell'inseguimento a squadre per la prima volta dopo il record storico, diciamo, che rimaneva da anni, sì, di 4 minuti e 00. Quindi abbiamo iniziato a crederci, perché abbiamo detto, cavolo, noi fino a un paio d'anni fa la finale per la quale stiamo partendo la vedevamo dagli spalti o addirittura da casa, quindi ci ha dato quello stimolo in più per continuare a migliorare, per continuare a credere in noi stessi. Poi, come hai citato te, le Olimpiadi di Rio sono venute
per gioco, perché effettivamente ognuno di noi veniva da un periodo di vacanza, quindi di riposo, e ovviamente non era nei programmi. L'abbiamo vissuta come un'esperienza, come prettamente esperienza, senza pressione del risultato, e forse è stato anche quello la nostra forza di essere catapultati in un evento così importante senza pressione, la vivi sotto un altro punto di vista, ecco. E questi 5 anni da Rio a Tokyo, sì. Ecco, parliamo di questo momento che è l'apice della tua, per ora, della tua carriera. Sì, sono stati 5 anni e giustamente e inevitabilmente di alti e bassi, e di cercare di migliorare ogni singolo particolare del nostro quartetto. E noi abbiamo la fortuna di essere 10 ragazzi che vanno d'accordo al 100%, e sono convinto che se non fossimo tutti ciclisti ci saremmo trovati inevitabilmente, perché andiamo d'accordo ancora di più al di fuori dell'ambito ciclistico, quindi penso che questa qua sia un valore aggiunto al nostro gruppo. Sono stati 5 anni che ci hanno portato ogni anno in più a migliorare qualcosina e a crederci sempre di più, perché abbiamo avuto la fortuna di non tornare mai indietro, cioè di non peggiorare a nostra volta il tempo fatto. Quindi ogni anno mettevamo un tassello verso quel record del mondo che fino, ripeto, a 6-7 anni fa sembrava impensabile. E già a Rio ci siamo avvicinati, però non abbastanza. Da Rio a qui vedevamo che eravamo sempre, per quanto noi migliorassimo, eravamo sempre 2-3 secondi lontani, cioè era anche a volte frustrante, perché vedevamo che noi andavamo forte, mai come prima d'ora. Nel frattempo miglioravano anche gli altri. Esatto, basta vedere l'ultimo mondiale di Berlino 2020, certo. Noi abbiamo fatto la seconda miglior prestazione di sempre di questa specialità e abbiamo fatto terzi, certo. E non è bastato. Quindi ok, sì, era un ottimo tempo, però mai abbastanza, e quel mai abbastanza a noi non è stato un punto negativo, ma c'è stato un punto di forza e si è visto nella finale. Uno stimolo e una motivazione in più. Allora chiedo alla regia di partire con abbiamo un filmato che è stato ricavato da chiaramente le immagini televisive delle due prove, della seconda e della terza prova, quindi della semifinale con la Nuova Zelanda e della finale con la Danimarca di Tokyo. Quindi prima le vediamo, ci fermiamo dopo la prima e poi la commentiamo e poi guardiamo la finale. Non dobbiamo avere paura di nessuno, si va con Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Pippo Ganna. Stiamo volando 2 secondi e mezzo. Forza ragazzi, è qui che si fa la differenza. Mancano 2 giri al termine. Vediamo che passano 3,45 e 895. Prestazione pazzesca. Bravi ragazzi. Allora abbiamo... Sì, ma vai pure, Forza vai pure, ragazzi, grazie. C'era anche la prima prova di qualificazione con il secondo tempo in qualificazione, vero Francesco? Ecco, questa è la seconda giornata di gare, il primo turno che era a tutti gli effetti una semifinale contro la Nuova Zelanda. La guardiamo insieme e poi la commentiamo. Nuova Zelanda che adesso mette il muso davanti. Jonathan Milan al momento al comando, seguito da Pippo Ganna. Ancora sopra di pochissimo, una grande battaglia, una grande guerra, lo sapevamo. Forza ragazzi, forza Lamon. Mamma mia, 0061, nel finale però arriverà Super Pippo. 13,4 il giro, stanno girando fortissimo, leggero ritardo da parte dell'Italia in questo momento. Siamo lì. Stanno girando sui tempi di record del mondo. E adesso serve Pippo, serve il miglior Pippo in assoluto per cercare di ricucire il gap. Paghiamo però mezzo secondo.
Forza ragazzi, forza ragazzi, siamo scesi, stiamo recuperando. sta recuperando, ci sono ancora 500 metri, c'è ancora margine, 0,217. Continuiamo ad abbassare a un momento determinante, sotto la campana per entrambi, siamo lì attaccati, 0063, siamo lì attaccati, Marco Pippo, spingici verso l'oro! Siamo lì, siamo avanti, dai! Due pedalate con Pippo Ganna, ci siamo, record del mondo! Record del mondo! L'urlo di Marco Villa e sull'applauso della piazza ci possiamo fermare e commentiamo queste prime due prove. Allora, 3,45 in qualificazione. Io sapevo da Marco che nelle prove a Montichiari avevate già limato il record del mondo e quindi c'era molta fiducia sulle vostre possibilità, però giustamente come hai detto prima, nel frattempo migliorano anche gli altri. E quindi c'è sempre il timore, mancava il confronto di quanto potranno migliorare, si parlava Danimarca chiaramente, Nuova Zelanda, Australia che è stato un po' sottotono, anche la caduta forse in qualificazione ha in qualche modo condizionato. Secondo tempo in qualificazione 3,45, però avete preso sicuramente confidenza nelle vostre possibilità, avete limato in modo veramente sostanziale perché 3,42,307 contro la Nuova Zelanda che è stata praticamente in vantaggio fino all'ultimo giro. Ecco, cosa è scattato prima di quella prova fondamentale e soprattutto dopo che siete riusciti a battere la Nuova Zelanda? Allora, intanto io ero reduce da una qualifica nella quale non ero molto soddisfatto della mia prestazione per il semplice fatto che a questi ritmi qua... Ricordiamo che tu fai la partenza, sì, è una esatto. cosa delicatissima, parlo per... Insomma, Franco sa bene di cosa parliamo, quel signore ipermedagliato e con la maglia di campione olimpico che poi salirà sul palco. Insomma, tu fai facciamo la una piccola parentesi, cosa... praticamente occupandomi della partenza, quindi di lanciare il quartetto da fermo, e il mio ruolo è leggermente diverso rispetto a quello degli altri perché lo sforzo mio del 100% è fin da subito. Vuoi ricordare anche il rapporto? Sì, noi abbiamo corso con un 63 e 14. Perfetto. Franco, vuoi segnare? Poi ci dirai tu a Roma con cosa hai corso, Poi vi dico io anche con cosa abbiamo vinto il mondiale a Bassano del Grappa nell'85. Quindi a mia volta la difficoltà diventa nel rientrare a ruota al quartetto e dover andare in testa un'altra volta. Detto questo, nella qualifica io ero ostinato a non staccarmi perché effettivamente è più forte di me, però parlando che con gli altri non è una cosa negativa il fatto di dover staccarsi se si è dato tutto. Allora abbiamo cercato di ottimizzare appunto le mie tirate, nella quale io in partenza avrei fatto una tirata leggermente più lunga e la seconda volta in cui sarei andata in testa, quindi a fare la mia seconda tirata, di tirare più lungo possibile, tanto poi non avrei più tirato, quindi era influente per gli altri e più redditizio saltando un cambio, perché ogni volta che una persona va in testa e cambia sono più perdite del terreno perché per forza di cose sono tipo 2-3 decimi. Quindi parlando anche con Villa e gli altri ragazzi abbiamo messo in atto proprio una vera e propria tattica che come si è visto là ci ha concesso di andare in finale per l'oro. Io sinceramente appena sceso dalla qualifica ero molto amareggiato, sì. Non eri contento? No, assolutamente. Quindi anche se avessimo fatto il record del mondo non ero contento della mia prestazione, però questo, essendo un gruppo di amici molto affiatati, sappiamo entrambi di tutti quali sono le capacità di ognuno, quindi abbiamo appunto cambiato. Sapevano anche i tuoi compagni che avresti potuto fare di più? Sì, perché ormai ci conosciamo come ho detto prima, quindi loro sanno che io avrei potuto tirare di più
più lungo e più intensamente la mia seconda tirata per poi lasciare spazio a due motoroni come Gunn e Milan, quindi eravamo in ottime mani e io per primo, come stavo dicendo prima, sono andato dal presidente Dagnoni, che ci siamo incrociati mentre mi stavo cambiando, e gli ho detto: Cordiano, guarda che domani andiamo in finale per l'oro. E lui ha detto: no dai, no, ti dico che domani andiamo in finale per l'oro, perché ero convinto. Lui ti diceva no, non allargatevi troppo. Esatto, ma manteneva calmo. Esatto, io ero convinto di quello che potevamo fare e di quanto potevamo migliorare. Bene, ora prego la regia di partire con l'atto finale, insomma. È un colpo basso. Aspetta un attimo, aspetta la regia, scusami Martino. Ma quindi dopo la Nuova Zelanda cosa vi siete detti in prospettiva finale con la Danimarca? No, noi ci siamo detti... C'era una sorta di appagamento, perché ricordi com'è andata la semifinale di là, no? Con la caduta tra Danimarca, Gran Bretagna... Certo, no, assolutamente non c'è stato nessun tipo di rilassamento e di appagamento. Noi l'abbiamo corsa più tranquillamente possibile, e farei un paragone con una partita di poker, sarebbe il classico all-in. Non abbiamo niente da perdere, una medaglia l'abbiamo già, seppur d'argento, però non abbiamo da perdere, non siamo i favoriti perché effettivamente non eravamo i favoriti, e io sono convinto che sia stata questa la nostra forza, di non partire timorosi di niente, però dentro di noi sapevamo che avremmo vinto. All-in mi piace la metafora all-in. Prego la regia di partire con il momento clou di questa serata e di quel 4 agosto. Oggi vogliamo provare a mettere forza ai campioni del mondo della Danimarca, che un oro l'hanno già vinto proprio a Messico 68, dove l'Italia dell'inseguimento a squadra ha raccolto la sua ultima medaglia. Era un bronzo, l'oro non lo vinciamo da Roma 1960, sono passati 61 anni. Siamo pronti a entrare nella leggenda. Forza ragazzi, siamo tutti con voi. La cosa importante è rimanere incollati ai danesi, che forse sono un po' superiori tecnicamente, hanno la storia dei risultati dalla loro parte, ma hanno preso sicuramente uno spavento dopo quello che è accaduto ieri. Qualche crepa nelle loro certezze si è sicuramente creata e l'Italia è avanti di 3 decimi. Non dimentichiamoci che come ultima pedina abbiamo San Filippo Ganna. Ieri 3 giri stellari, è fondamentale però il lavoro anche di Simone Consonni e di Jonathan Milan. La Danimarca ha rosicchiato qualcosa al passaggio al primo chilometro. Siamo sempre lì, 1,5 decimi, 2 decimi. Marco Villa molto tranquillo, mostra ai ragazzi i tempi che stanno facendo. Secondo chilometro percorso in 53 secondi. Primo sorpasso da parte della Danimarca al di là della partenza. Restano 3 danesi, restano 3 anche i ragazzi italiani. 08:38, stanno volando in questa ultima parte i campioni del mondo. Questa è una accelerata che fa male, 0,867 con vista sugli ultimi 1000 metri. Ultimo chilometro. Dai ragazzi, 2 giri, 2 giri, dai ragazzi. 193. Serve una piccola grande impresa, serve un mezzo miracolo, ma dobbiamo crederci fino in fondo. Tutta l'Italia deve spingere questi ragazzi, come è successo primo agosto, anche in questo 4 agosto. Vogliamo provare a riscrivere la storia. 0285, la campana all'ultimo giro, fondamentale il... Dai Pippo! Dai Pippo! Siamo vicini a qualcosa di Grazie a Martino e Michele dalla regia. Senti, ma questa disposizione sul podio
Così a uno alto, uno basso, uno alto, era voluta o casuale? Allora, devo ammettere che è stato un colpo basso questo. Allora, no, a parte gli era scherzi. così per No, ti no, vedo dicevo emozionato. del video, infatti io cerco sempre di evitarlo questo video perché mi tocca particolarmente. Ma sai quante volte lo vedrai? Ma sai quante volte lo vedrai? E la cosa che più mi piace è che devo ancora abituarmi, quindi me la sto godendo al bene, massimo. No, comunque la disposizione non dipendeva da noi, ma ci hanno detto l'organizzazione. Così. Protocollo. Sì. Protocollo. Quindi penso si siano reso conti sul podio che non era proprio il massimo. Però... Bene, allora però andiamo dal punto di vista tecnico. Qui siete partiti, addirittura hai fatto ancora meglio di quanto tu non fossi riuscito a fare il giorno prima con la Nuova Zelanda. Normalmente voi siete in ritardo, diciamo, tradizionalmente contro la Danimarca partono molto forte, voi se ce la fate riuscite a recuperarli nell'ultimo chilometro. Qui i primi 2 chilometri eravate davanti alla Danimarca, quindi tu hai fatto, praticamente hai superato te stesso in questa finale. Sì, come ti dicevo prima, siamo partiti proprio a muso duro perché non abbiamo nulla da perdere, ripeto, e penso sia forse la prima volta che non abbiamo mai guardato o raramente il tablet di Marco Villa. Il tablet praticamente il tempo che il CT a bordo pista registra sul giro e noi abbiamo una vera e propria tabella sulla quale dobbiamo marciare, quindi noi sappiamo se siamo in vantaggio o ritardo rispetto alle nostre possibilità. E questa volta penso il fatto di essere andati sempre a testa bassa e a tutta sia stata un po' la nostra forza, perché loro li abbiamo messi in difficoltà fin da subito, loro secondo me, e ne sono convinto, non se l'aspettavano, quindi essere in vantaggio su una parte a loro sfavorevole ci ha dato quella marcia in più per aprire di più anche nel finale, quindi sono stati sorpresi dalla nostra partenza e dall'aver mantenuto, soprattutto perché è molto facile partire forte per poi magari saltare, quindi siamo riusciti a fare un ottimo connubio di partenza forte e velocità di crociera molto alta. Stesso rapporto del giorno prima? Sì, sempre stesso rapporto, sono 3.14. Perfetto. Poi quando vi siete accorti di aver vinto, limando ancora di quasi 3 decimi rispetto al giorno precedente il record del mondo, quanto resisterà questo record del mondo secondo te? Allora, secondo me... Siete pronti a batterlo già ai prossimi mondiali? Non lo so, perché dipende, questa pista qui era molto, molto scorrevole, quindi a questi Anche la livelli... pista di Roubaix scorrevole. Sì, noi ci siamo andati in un ritiro premondiale nel 2019, però questa qui, essendo in Giappone, che comunque era quasi a 1000 metri d'altezza, e essendo un'area molto, molto umida, ma all'interno del velodromo secca, favoriva appunto una scorrevolezza maggiore. Non so dirti precisamente fino a quanto potrebbe restare, a mio parere, e mi spiace dirlo, penso non tantissimo, perché non in 3.42, dai 3.42.0 ai 3.42.3 ci sono 3 nazioni, quindi è un rischio, per ora ce l'abbiamo noi, non è detto che rimanga per molto tempo, però comunque averlo siglato in una finale olimpica è quel valore aggiunto. Personalmente, anche se avessimo fatto 3.50, ma con l'oro andava bene uguale, il record del mondo è solo qualcosa in più. Senti, come ti vedi tra 10 anni? Allora, tra 10 anni... Con un'altra medaglia al collo olimpica, c'è Parigi, beh, me lo auguro, sì. E noi te lo auguriamo, soprattutto noi te lo auguriamo. Le Olimpiadi di Parigi penso, sì, quasi sicuramente, ovviamente, se sarò prestazionale, sì, se no sarò il primo a dire di non essere pronto, no, a parte di scherzi. Perché c'è una certa concorrenza, mi pare. Sì, abbiamo visto che siamo un gruppo numeroso e molto forte, quindi ha i suoi pro e i suoi contro. Con i giovani che stanno salendo, come diceva il Presidente, un titolo mondiale juniores, quindi insomma la concorrenza si fa sempre più agguerrita. E non bisogna rilassarci su questo oro, quindi bisogna lavorare. Tra 10 anni mi vedo, sinceramente, non so come mi vedo, però so cosa vorrei. Mi piacerebbe comunque rimanere sempre nel settore delle fiamme azzurre, che non dimentico mai assolutamente, e magari dare il mio contributo come tecnico in appoggio a eventuali commissari tecniche. Quindi questo è una cosa che mi piacerebbe fare, e con il tempo, quando avrò un po' più di tempo
a disposizione per fare i corsi ovviamente di aggiornamento, è una cosa sulla quale mi piacerebbe approfondire. Sì, ma noi ti vogliamo vedere pedalare ancora, c'è tempo per fare il tecnico. Allora, giusto prima di chiamare sul palco i genitori, ci avviamo verso la fine, io volevo farti, non so se tu lo conosci, ma te lo ricordo io, ma anche per la platea, per capire la cifra dell'impresa che avete realizzato a Tokyo. Allora, l'Italia era solita dominare questa specialità dell'inseguimento a squadre. Il primo titolo fu conquistato nel 1920 ai Giochi di Anversa, replicato nel 24 a Parigi, quindi Parigi che ritorna poi nel 2024 ancora, 100 anni dopo, nel 28 a Londra, nel 32 a Los Angeles, poi c'è stata la sosta anche, insomma, causata dal secondo conflitto mondiale. Siamo ritornati sul podio conquistando la medaglia d'oro ad Helsinki nel 52, a Melbourne nel 56, mi piace ricordare due grandi veneti che facevano parte di quel quartetto insieme a Gandini e Domenicali, Leandro Faggin e Gasparella. Stiamo parlando di tempi, ti do anche il tempo di Melbourne, 4:37, voi avete fatto 3:42, un minuto in meno, quindi questo. Nel 1960, e poi salirà sul palco tra poco, i nostri hanno conquistato l'oro alla magica Olimpiade di Roma con Arienti, con Vigna, con Vallotto, anche lui veneziano, e Franco Testa, che poi salirà sul palco qui con noi. 61 anni dopo, questa è la cifra dell'impresa che hanno realizzato i nostri ragazzi di cui faceva parte anche Francesco Lamon, quindi Ganna, Milan, insieme a Ganna, Milan e a Consonni. 61 anni dopo siamo risaliti sul podio per ricevere la medaglia d'oro. Nel frattempo c'era stata la medaglia d'argento di Città del Messico di Città del Messico, Tokyo del 64, e l'ultima medaglia nel 68 a Città del Messico, medaglia di bronzo. Quindi questa è la cifra che ci dà la misura dell'impresa che questi ragazzi hanno realizzato. Quindi un ulteriore applauso che accompagna anche la salita sul palco di papà Giuseppe, di mamma Martina, di sorella Anna e di Sara, la fidanzata di Francesco, a cui lascio, allora 1, 2, 3, 4, no, tu stai seduto, loro si siedono vicino a te, io passo il microfono, no, non serve, sto in piedi così faccio girare il mio microfono. Disponetevi come volete, quindi Anna, quindi papà Giuseppe, Martina e Sara. Allora, Giuseppe, io inizio da te, possiamo darci del tu, no? L'abbiamo detto prima. Allora, ci vuoi raccontare come ti ha fatto impazzire sto ragazzo? Prima perché dovevi gestirlo, ora di gioia immagino. Ma sì, si vedeva già da quando era bambino, da poco più, di quando abbiamo visto le foto, da quando aveva le ruotine, che era un po' particolare il ragazzino, insomma. Anche i parenti, il vicinato, insomma, si chiedevano perché sto bambino era sempre in bicicletta, girava attorno alla casa, e qualche piccolo aneddoto, insomma, eravamo con cantiere aperto e un giorno sono venuto a casa e lui si era ritagliato dai sacchi del materiale edilizio di una squadra di professionisti, adesso non voglio fare pubblicità, insomma, vabbè, la Fassabortolo, e lui si era fatto con il ritaglio dei sacchetti del cemento, con gli aghi di sicurezza, la maglia Fassabortolo, perché imitava Francesco Casagrande di quel tempo là, no? Esattamente, e aveva 7 anni, non correva ancora, non era ancora ciclista, ed era poi... Esattamente. E sempre in bicicletta, poi di sera faceva, e premetto che non correva ancora, aveva 6 anni, 7 anni. Di sera attorno alla casa della zia vicina, che aveva la possibilità di avere il marciapiede tutto attorno, sulle piante appendeva le pile per fare la notturna. Faceva la notturna. Davanti a casa c'era sempre una linea per fare il colpo di reni per la volata, e si metteva la maglia, una coppetta che magari trovava in casa. Poi quando anche la sorella qua
cresceva e anche lei aveva la sua bicicletta, allora le volate erano a 2. Sì, che vinceva, ma vinceva anche facendo il furbo, perché tante volte faceva la curva all'interno e la buttava sulla siepe. E non era raro che venisse dentro. Però tante volte, cioè, ovviamente essendo in 2 dovevo lasciarla vincere, sennò poi dopo un po' si stancava, quindi... Un altro aneddoto che posso raccontare era che chiaramente la stagione ciclistica è d'estate, però d'inverno cosa si fa? Si va a vedere il ciclocross. Insomma, esatto. Allora c'era il Trentin, c'è da vedere, c'è tanta roba comunque, no? E allora quando veniva a casa, tutta la settimana c'era il ciclocross. E allora la zia, sempre la zia che abitava di fronte, chiamava la mattina, la mamma diceva: non capisco il bambino che a un certo punto scende dalla bicicletta, se la mette in spalla e fa il giro, il giro dell'orto, sa? Sì, lascia perdere, sono tutte le cose sue, ciclocross, lascia perdere, è matto. Sì. E così abbiamo vissuto la sua infanzia così, cioè si vedeva che aveva qualcosa dentro la testa, insomma, che lasciava presumere. Grazie Giuseppe, degli aneddoti non le racconti mica queste cose però, non le racconti mica queste cose. Ma perché comunque sì, me le ricordo, ma devo ritornarci per pensarci, sì, certo. Mamma Martina, l'emozione di quel giorno, insomma quella finale, dove l'ha vissuta lei? Davanti al televisore e con... Eravamo al mio Sotis, qua insieme con Luci Mirano e dopo altri parenti, cioè quelli che volevano partecipare, era la fidanzata Sara vicino a me, e non so, gli ultimi momenti, istanti, vero Sara? Che abbiamo provato e dopo fino alla finale... quando abbiamo visto siamo scoppiate tutte e due a piangere e basta, è stata una gioia immensa proprio, le emozioni indescrivibili veramente. Se le porta ancora un po' dentro queste emozioni? Diciamo siamo ancora frastornati, ma tanto frastornati ma contenti, tanto contenti, felici, sì, soprattutto per l'affetto delle persone che abbiamo avuto del paese, amici, parenti, tanto del paese soprattutto, perché ti fermano ancora adesso se ti vedono, ti fanno i complimenti e fa tanto piacere, quello sì, veramente. Ve li meritate. Senti Sara, ma ti sei mai vendicata di queste scorrettezze che ti faceva da bambino? Ah, scusami Anna, scusami Sara, scusate, sono anch'io in bambola. No, vendicata no, perché alla fine siamo sempre andati d'accordo nonostante gareggiavamo in stradina. Però un pezzo di quella medaglia è anche mio, perché gareggiare contro lui insomma non è da tutti. Ora hai capito perché perdevi, insomma, perché qualcosa c'aveva nel motore questo ragazzo, questo tuo fratello. Sì, no, si spiegano molte cose, anche aver perso contro di lui mi fa un po' onore anche a me. Andiamo da Sara, prima poi di continuare con questa piacevolissima serata. Allora Sara, mi hanno detto che tu fai la giornalista, anche, bene. Com'è la vita a fianco di un campione olimpico? Buonasera a tutti. Allora, la vita, diciamo che è una vita assolutamente impegnata, non ci annoiamo mai, abbiamo numerosi appuntamenti. Nonostante questo e nonostante questa medaglia olimpica, questa meravigliosa medaglia olimpica, che ogni tanto ancora ci guardiamo e ancora facciamo fatica a crederci, la cosa che mi piace di Francesco è che non ha perso diciamo le abitudini che aveva prima, appunto, di compiere questa grande impresa. Sì, mi prepara ancora la colazione, litighiamo ancora, oppure gli dico sempre no, nel senso che non è cambiato, capito? La cosa che mi piace è che lui ha mantenuto i piedi per terra, ed è la cosa che continuo a dirgli, nel senso che lo fa ancora di più un grande atleta, diciamo, ecco, quindi questa è una cosa fondamentale che secondo me deve rimanere, ecco. Adesso infatti se posso, scusate, certo. Appena tornate mi ricordo dalla piacevole festa che abbiamo fatto in aeroporto, io per sdrammatizzare la tensione e la stanchezza mi ricordo che ho detto a lei e ai suoi genitori, perché sono tornati con me in macchina per tornare a casa, ho detto adesso ci vedremo meno perché io sarò impegnato a fare le serate in discoteca, queste cose qua, quindi porta pazienza, e già ho avuto una tirata d'orecchie subito
Poi ho detto guarda che... Ma perché vuol venire anche lei? Sì, però ho detto guarda che dovrei andare da solo, capito? Quindi allora ho detto l'abbiamo troncata subito, quindi... Lui non sa che io lo controllo, che ho le mie tecniche per vederlo, quindi attento ai ganci, all'occhio. Beh, insomma, vedo complicata la cosa di poter andare in discoteca da solo. Io chiamo Moreno Martin, vi prego di fare un applauso ancora una volta a Francesco Lamon, alla sua famiglia, alla sua fidanzata. Continuiamo con la serata, adesso è il momento delle gratificazioni, dei premi e ancora di far salire... Scusate, di far salire gli ospiti, graditissimi ospiti che abbiamo qui con noi. Francesco, tu rimani con noi, rimanete pure anche qui. Scusa, ti porto via il microfono, che lo diamo al conduttore della serata e andiamo avanti perché ora io ho un po' sforato. Tu sei stato in tabella, io ho un po' sforato purtroppo. Va bene, dai, te lo concediamo Silvio, solo perché sei te Silvio, solo perché è per Francesco. Beh, allora c'è il momento della premiazione, delle tante premiazioni, credo che forse ce ne sarà qualcuno anche di fuori programma, ma noi siamo prontissimi. Allora iniziamo con la premiazione da parte dell'UC Milano, che premia con un piatto personalizzato creato dal maestro vetraio di Murano Gabriele Urban. Allora premiano Paolo e Lucio Bustreo, copresidenti nel periodo in cui Francesco ha corso proprio con la maglia dell'Unione Ciclistica Milano, e quindi il primo premio va proprio al festeggiato di questa sera, il campione olimpico Francesco Lamon. Ecco, una informazione per tutti, poi al termine della serata Francesco è qui a disposizione naturalmente per l'autorità, per i sindaci, assessori, autorità locali, se vorranno fare una foto qui sul palco chiaramente, con i presenti, con i componenti, la squadra dell'Unione Ciclistica Milano, sia i giovani sia naturalmente il gruppo degli amatori, e con chiunque, Francesco dovrai portare pazienza, con chiunque vorrà fare una foto con lui ci sono anche delle cartoline che potrà autografarvi. Un bel applauso intanto per Francesco che riceve il premio dell'Unione Ciclistica Milano, prego. No, volevo soltanto, avendo visto il quadretto della tua famiglia, Francesco, dire una cosa che non è di retorica. Tu hai avuto la fortuna sinceramente di avere una grande famiglia, un papà, una mamma, una sorella, ma soprattutto anche i nonni che ti hanno continuamente seguito sempre in ogni tua gara. Una famiglia tra l'altro amante dello sport e del ciclismo, ma soprattutto anche una grande intenditrice del ciclismo, però hanno avuto la qualità di non mai interfacciarsi con la società, di lasciarti libero, di farti fare le tue scelte, e questo ritengo che sia importantissimo per tutti i giovani. Sono esempi da prendere, perché oggi sinceramente molte volte ci sono troppe interferenze, e quindi come giovani crescere con la serenità di cui avete bisogno, senza avere l'ansia del risultato già da piccoli. Puoi ammetterlo questo? Sì, senza dubbio, infatti io ho la fortuna di essere cresciuto in questa famiglia fantastica che, cosa che ribadisco dal discorso fatto precedentemente, non mi hanno mai messo nessun tipo di pressione, quindi è una cosa che mi ha fatto crescere molto e crescere in modo tranquillo, come d'altronde ha bisogno un ragazzino che inizia a 6 anni, ecco, quindi io mi ritengo fortunato e auguro a tutti una famiglia come la mia, ecco. Posso fare un gran saluto anche ai tuoi nonni che vedo qua e che ho avuto il piacere di conoscere fin da bambino, in quanto il nonno era direttore di corsa, direttore di gara, e quindi seguiva anche le mie gare. Grazie. Deve dire qualcosa? No? Grazie a tutti e scusatemi dell'intromissione. Quale intromissione? Sei il padrone di casa, che intromissione? Francesco, stai qua che ce ne sono ancora altri, pensi di aver finito? Sì, l'hai citata tu prima, la fantastica Olimpiade di Roma 60, e quindi una delle medaglie d'oro di quella edizione e di quella prova di seguimento a squadre. Franco Testa, raggiungici! Un applauso per Franco che questa sera è venuto, perché una volta Francesco non si indossava solo la medaglia, ma anche, per chi vinceva, la maglia di campione olimpico, e Franco sta indossando quella originale ricevuta. Prego Franco, tanto sappiamo che te sei giovanissimo, non siamo neanche venuti a aiutarti a buttare su
Allora, lui indossa quella originale, però hai un regalo per Francesco. Un libro da dare. Un libro, no? Più di uno regalo. Sì, allora questo è il mio libro, te lo leggerai. E poi Volare di Franco Testa. sì, e dopo guardando un po' come si chiama? Un baule a casa con tutte le mie e ho pensato così, ho telefonato al presidente e ho detto, ma presidente, io avrei bisogno da fare un regalo a sto ragazzo qua, perché ho detto, loro non hanno la maglia, no? È la bella medaglia, però io ti ho portato la mia medaglia, la mia maglia. La tua maglia? Eccola. Io tengo questa, è impacchettata anche con la carta regalo. Miseria. Momento storico, attenzione, però dillo che non è questa qua, è troppo nuova per essere di quell'epoca. No, quella è. Ah, quella? 61 anni. Sempre messa. E io questo paure che ho, mia moglie sempre ha avuto sempre amorevolmente mettere via. Si chiama Giuseppina, è qua presente. Un applauso alla signora Giuseppina. Ti sopporta da quanti anni? Da 62 Via Sara, tagliene pazienza. Andiamo qua. Misura? Bisogna indossarla qua allora, forza, cioè questo qua è il momento topico della serata. No, aspetta. Eccola, perfetto. Perfetto, Allora, non ho mai pianto tutte le mie vittorie che ho fatto, ho pianto con voi, ma veramente di gioia. Mi fa piacere. Allora, visto che questo lo prendiamo come un passaggio di testimone, facciamo una cosa del genere. Silvio, se mi tieni un attimo il microfono. No, attenzione. Io direi di fare una foto scambiandoci le medaglie, quindi la medaglia di quest'anno, quindi che direi quella di Roma. Dopo ve le ritornate. No, non spaventate, dopo ve le ritornate. Io mi tolgo importante questo momento che è storico questo. Bravo Franco. E l'auspicio per Francesco, siccome vedi Francesco, lui c'ha anche una medaglia d'argento 4 anni dopo, l'auspicio è che tra 4 anni lui possa un'altra d'oro, certamente, un'altra medaglia. Bene, poi ve la restituite su adesso qua, sì, che magari qualcuno va giù e comincia. Penso che entrambi siamo gelosi di che. No, che magari nel buio qualcuno. Grazie Franco. Aspetta, c'è un premio per Franco, vero? Assolutamente sì. Pensi di essere venuto gratis qua a Milano, Adesso c'è un premio per te, prego. Allora, dovrebbero raggiungerci il capogruppo dei cicloturisti dell'UC Milano, Fabrizio Salviato, e dovrebbe raggiungerci anche il cavaliere Raffaele Carlesso, in quanto componente della storica società Padovani, la Ciclisti Padovani, in cui correva naturalmente Franco per quando cui era tesserato Franco Testa quando vinse l'oro ai Giochi Olimpici di Roma. Quindi se volete raggiungerci, grazie. Prego Raffaele, di qua. So che te volessi saltare a pie pari qua al palco, meglio fare gli scalini Raffaele. Facciamo un bel applauso al Raffaele Carlesso e al
signor Fabrizio Salviato, capogruppo dei cicloturisti dell'Unione Ciclistica Milano, che prima abbiamo sentito Paolo Bustrello, il presidente, ringraziare e definire gli angeli custodi dei giovani dell'Unione Ciclistica Milano. Vedo diverse maglie qui in fondo alla piazza, quindi sono tutti presenti. Allora c'è un premio da consegnare a Franco. Qual è il premio, scusate? Qual è il premio per Franco? Vediamo un po' se c'è un nome. Questo no. Eccolo qua. Prego. Anche Francesco per le foto di rito. A Raffaele Carlesso, se intanto i fotografi hanno terminato, chiedo anche di dire due parole, però Raffaele, perché tu sei nella storia della federazione da oltre 70 anni, quindi a te il microfono. Grazie e buonasera a tutti innanzitutto e grazie sinceramente al presidente, dov'è l'amico Paolo? Paolo, grazie. Sono venuto molto volentieri e lui lo sa, perché io sono legato all'UCI Milano, anche perché oltre all'attività dirigenziale, in occasione delle manifestazioni ero sempre presente, ma il sottoscritto nel 1968 ha partecipato alla riunione che ha deciso di cosa fare? Di fare la società ciclisti. Eravamo in quella trattoria lì, sicché io faccio parte integrante della vostra società quando è stata creata, e questo mi onora enormemente, perché il fatto di questa sera è una cosa eccezionale, talmente eccezionale che soltanto grandi società come la mia società, io sono socio della Padovani dal 63, dunque eravamo abituati con la Padovani e gli allori arrivavano. Io quest'anno abbiamo questo giovanotto che è un bel giovane, tu sai che mi piace momento. Comunque veramente complimenti sinceramente, caro Presidente, per l'attività che avete fatto in questi oltre 50 anni e i risultati. Questo è eccezionale, ovviamente meritato, perché è stato seguito da voi, la storia è stata veramente eccezionale. Mi piace quando si vede con gli stabilizzatori, si chiamano stabilizzatori, le due rotelle, stabilizzatori si chiamano, va bene? Comunque anch'io ti auguro veramente tutta la fortuna, che non è fortuna perché è bisogna fare tanti sacrifici per ottenere i risultati che stai ottenendo. Di conseguenza avanti col presente. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie Raffaele, ora andiamo. Sì, so che il sindaco e l'assessore allo sport hanno Aspetta, anche loro Franco, qualcosa. rimani qui che devi ritirare un altro premio. Sì, perché la paga non è finita. Dobbiamo un po' correre però, perché ora stiamo sforando troppo. Eccoli qua, allora il sindaco Maria Rosa Pavanello e l'assessore allo sport Cristian Zara che vanno a consegnare il loro riconoscimento a Franco Testa. Eccolo qua Franco, un altro applauso per Franco Testa e grazie della sua presenza. Poi Aspetta Moreno, allora chiedo di salire il presidente Paolo Favaretto dell'associazione Volare, organizzatore del Milano Summer Festival, eccolo qua, che anche lui ha da consegnare un premio. Invece basta Franco, perché insomma desidero ritirare tutto per Francesco, prego. Grazie anche al presidente Favaretto. Allora c'è invece una società ciclistica della zona, l'Unione Ciclistica Zianigo, che ha piacere di consegnare un premio a Francesco. Chiedo un rappresentante dell'Unione Ciclistica Zianigo, che mi pare si stia avvicinando, eccolo qua, di salire sul palco.
Buonasera, buonasera. Credo che abbiate un premio per Francesco, vero? Tanti riconoscimenti questa sera, Francesco. Un baule carico già, sì. Prego. Un bel applauso ancora, grazie. Poi Silvio, ti fermo un attimo perché il sindaco e l'assessore hanno anche degli omaggi floreali da consegnare, ci mancherebbe altro, quindi credo sia arrivato il momento per... Eccoli qua. Allora, per la signora Martina, del sindaco di Milano, che consegna il mazzo di fiori. Eccolo qua, è per la Sara. Invece l'amministrazione comunale ha un premio per il coordinatore della protezione civile. Chiamo qui sul palco il signor Renato Gallinaro, il quale il Comune di Milano ha il piacere di consegnare un riconoscimento per l'opera indispensabile che svolgono in tutte le manifestazioni e naturalmente nei momenti di emergenza in cui è chiamata ad agire la protezione civile. Prego, mettetevi un po' lì, prego. Allora, ai volontari della protezione civile di Milano, perché in quest'epoca di pandemia siete divenuti un baluardo, un concreto e indispensabile punto di riferimento per la nostra comunità. L'amministrazione comunale di Milano e tutti i cittadini e le cittadine sentitamente vi ringrazia. Grazie di cuore per tutto che fate a fare. Grazie. Credo che abbiamo terminato. No, grazie. Mi pare che ci sia anche un premio da parte del maestro vetraio Raffaele Moretti, che prima è venuto a trovarci nel dietro le quinte, quindi se vuole raggiungerci ora è il suo momento, anche perché ci ha descritto prima questa sua creazione e vorremmo anche vederla ora. Prego. Che premio Moreno del Comune questo, che è stato realizzato dal maestro per Francesco. Eccolo qua, prego, velocissimo, le chiedo la cortesia perché siamo veramente in grado. Volevo solo dire merito di Cristian. Mi ha detto, sono di Murano, e ha detto dovremmo fare una scultura di questo campione. Mi venivano i brividi, però sono riuscito. E ti meriti perché l'ho fatto con un amore. Questo è un pezzo per te. Complimenti, grazie. Oh, eccola qua la bici che ci ha descritto. Mancava una bicicletta in casa, vero papà Giuseppe? Adesso sì, mancava un po'. Bene, grazie ai fotografi. Aspetta. Vedi che qui ci sono dei giovani. Sì. Allora, prego salite. Questo è un omaggio floreale che in rappresentanza delle società sportive del territorio, i giovani componenti di queste società vogliono fare al campione olimpico Francesco Lamon. Prego, adesso sta mettendo via il suo premio. Francesco, hai parlato di giovani, ecco una piccola rappresentanza dei giovani di cui sei diventato assolutamente il riferimento. Prego, venite anche da questa parte. Eccola, una bella foto. Eccola qua. Le tante società sportive del territorio di diverse discipline, chiaramente, che vogliono omaggiare Francesco con questo omaggio floreale, appunto. Grazie ragazzi, grazie. Festeggeremo qualche titolo di questi ragazzi. Poi mi lasci chiamare il vicepresidente, è anche stato uno dei fondatori dell'UC Milano, Giorgio Manera, vicepresidente, eccolo qua. Grande Giorgio. Che va a consegnare un premio speciale proprio a Silvio Martinello.
Facciamo veloce, dai, che siamo in ritardo. Avevi due possibilità, Giorgio. Due possibilità, devi te che sbagliare. Silvio, fermatevi lì un attimo, dov'è Gabriele Urban? Maestro, eccolo qua, ci siamo visti quante volte nelle feste dello Cimirano, venga su. Scusami, mi faccio premiare da Ancora? sindaco, dalla Patrizia, dall'assessore, in questi giorni siamo stati in contatto, sì. Grazie, no, grazie a voi e complimenti. No, complimenti Silvio, è stata una bellissima serata, un bellissimo momento, grandi emozioni del passato e del presente. Grazie mille. Grazie Giorgio, si può accomodare, poi parla con Francesco alla prossima occasione. Allora, io credo... Moreno, abbiamo terminato con i premi? Guardi, sì. Secondo me sì, Sì. non lo so, qua se ne sono aggiunti un po'. Allora, prima di far salire per le foto chi vorrà fare delle foto, passo il microfono a Francesco. Sì, mi permetto anch'io di fare un omaggio, anzi sono due, quindi li prendo qui. Allora, questo qui è un omaggio a Luci Mirano, quindi Paolo se puoi venire sul podio, sul palco. È la cartolina ufficiale che abbiamo fatto, quindi che ho fatto fare appunto per l'evento. In allegato c'è il numero con cui ho gareggiato e una dedica appunto per Luci Mirano, quindi ci tenevo anch'io a contribuire un po'. Francesco, aggiungerò anche questo tra le due foto che ho nel mio ufficio, perché ho solo due foto degli atleti, te, e questa è la terza foto che andrò ad aggiungere, per me è per tutto il Mirano. Grazie ancora. E l'ultimo, e non ultimo, è per la sindaca, appunto, se può raggiungermi, scusami. Sì. Sempre l'altra copia del numero con cui ho gareggiato e all'amministrazione comunale. Grazie anche per la festa e per essere venuti qui questa sera. Questa da mettere a fianco a quella del Presidente della Repubblica Mattarella, quindi a questo punto, nel suo ufficio. Certo, prego, se volete. Sì, mettetevi là. Adesso Silvio, credo sia il momento di invitare tutti i sindaci del territorio che tra l'altro riceveranno un omaggio da questa persona qua, giusto Presidente? Franco Testa ha un omaggio da consegnare, quindi sindaci, rappresentanti del territorio, raggiungeteci. Allora sul palco, insieme ai sindaci, mi dice Giuseppe, il papà di Francesco, che c'è anche Marco Righetto in piazza. Lo invito per cortesia a salire su questo palco per fare una foto con Francesco. Mi spiace sporcare con la mia voce l'ino di Mameli, ma abbiamo bisogno di correre perché purtroppo siamo in grave ritardo. Prego, non... Dobbiamo essere velocissimi perché stiamo quasi sforando. Francesco, mettiti qui davanti così ti vengono vicino. Venite da questa parte, Allora direi prima di fare la foto e dopo la foto Franco Testa consegna a tutti i sindaci il libro. Prima facciamo la foto però Francesco mettiti nel mezzo. Esattamente.
Allora, l'impegno per ogni amministratore è realizzare un ciclodromo nel proprio territorio di competenza entro il 2022, ok? Entro il 2022. Altrimenti cancelliamo questa foto, impegno formale. Bene. Direi che potremmo accontentarci anche di Parigi, cosa dici Silvio? Cioè entro il 2024? Esatto, 2024. Mettiamoci un po' di pressione che poi c'è tempo a rimandare il tutto. Allora, per favore l'assessore Calzavara vuole raggiungerci? Prego, anche in rappresentanza del sindaco della città metropolitana, il vice sindaco di Venezia. Prima ho chiamato i sindaci, ma davvero tutti i rappresentanti del territorio, tutti quanti, tutte le amministrazioni locali vicine oggi alla città di Milano, tutti sul palco, grazie. Perfetto, 3, 2, 1, abbiamo fatto? Abbiamo fatto fotografo ufficiale? Abbiamo fatto tutto, perfetto, grazie mille. Aspetta, perché ora Franco ha i suoi libri da consegnare. Franco, veloce con i libri, poi invito tutte le maglie dell'Unione Ciclistica Milano, sia il gruppo cicloturistico, sia i ragazzini, i giovani, se non sono ancora andati a letto, a prepararsi per il loro momento, che dobbiamo andare un po' veloci perché... Ah, perfetto, grazie. Ok Silvio, io direi che... No, abbiamo quasi tutto. Sì, abbiamo le foto con i giovani, mentre Franco Testa distribuisce il proprio libro. Grazie ai rappresentanti delle amministrazioni, invito il gruppo cicloturistico e i giovani dell'Unione Ciclistica Milano che sono presenti in piazza ad avvicinarsi al palco per salire. Sì, però Franco, mettiti giù per cortesia, mettiti giù che dobbiamo far salire altri, grazie. Grazie mille a tutti, Francesco rimane qui. Quello che si preparano i giovani dell'Unione Ciclistica Milano, i direttori sportivi, i dirigenti, i tecnici di questa gloriosa società, oltre 50 anni di storia che è stata questa sera raccontata a più riprese dal presidente Bustreo, da Francesco chiaramente, che qui ha realizzato i primi passi, le prime pedalate meglio della sua carriera. Prego, Unione Ciclistica Milano. Forza ragazzi! Francesco si mette qui nel mezzo. Ciao ragazzi. Magari lasciamo i ragazzini vicini a Francesco. Forza ragazzi, forza, veloci. Anche Italo Bevilacqua che sale sul palco, notissimo dirigente. Dai ragazzi, dai, ingranate una marcia in più, forza! Forza ragazzi, non siete timidi. Ci siamo tutti? Quasi, arriva anche il press. Certo, questa è la quarta foto da inserire nell'ufficio di Paolo Bustreo. Perfetto. Dove siamo con le foto? Forza. Bellissimi. E speriamo di festeggiarne altre di medaglie, con altri ragazzi o ragazze che escono da questa straordinaria scuola di vita che è l'Unione Ciclistica Milano. Tiri su perché sennò non ti vede, monta del sole a carrera. A posto?
posto, grazie ragazzi, buona continuazione e buon fine stagione 2021. Bene, ora Francesco è a vostra disposizione per chi volesse, c'ha una scatola piena di cartoline. Francesco, preparati. Allora, per chi volesse portarsi a casa un ricordo di questa serata, Francesco ora è a vostra disposizione. Beh, prima fa l'autografo a noi, Silvio. Certo. Ovvio. Certo, se no non va via. No, se no, esatto. Se no non va via. Possiamo chiudere, Silvio? Sì, possiamo chiudere ringraziando tutti i presenti, ringraziando la cittadinanza di Milano e speriamo di rivederci nel 2024 per un'altra serata di questa portata. Magari. Grazie a tutti, buona serata e buona continuazione. Buona serata.